Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Benvenuti in Piazza San Pietro, siamo a Villa San Pietro per raccontarvi una manifestazione pugilistica, la prima organizzata dalla Accademia Pugilistica San Rocco, una delle società più attive senz'altro nel sud Sardegna, una società che tiene a coltivare il proprio vivaio per portare sempre avanti il maggior numero possibile di talenti. Vedete tanti bimbi ora sono quelli proprio dell'Accademia Pugilistica San Rocco che, guidati dal loro maestro Andrea Casu, ci mostrano un po' delle loro abilità atletiche, dopodiché li vedremo protagonisti sul ring. Allora vi lasciamo vedere ciò di cui sono capaci questi giovanissimi e bravissimi atleti dell'Accademia Pugilistica San Rocco, ripetiamo, coordinati dal maestro Andrea Casu. Ganci. Facciamo vuoto, normale, tutti i colpi. Stop. Facciamo le braccia, facciamo questo movimento. Facciamo fiato, respiriamo, Siamo? Cambio, vai. Finiamo, dietro. Cambio, teniamo i piedi, guardi in avanti, teniamo un 8. Tutto. Vedi, guarda, vedi l'altro. Tutti e due. Bravissimi. Torniamo la testa. Fermi. Abbiamo fiato, respiriamo. Cambio. Cambio. Bravissimi. Cambio. Dietro. Stop. Adesso seguite Gabriele. L'unica cosa con il 7 qua. Ma Clendiana, ok, sempre esiste avanti, sempre qua. Qua si salta, se ne scale, si fa bravo. Ok, vai, sempre Gabriele dietro. Però normale, lo dico io. Via, sempre Gabriele. Andiamo, andiamo. Vai. Pronto? Se la scala. Massimi a distanza. Bellissimo, bravo. Entra a distanza, Fatto, vado bene.
Facciamoci la corda, tutti quanti. La corda, chi non ce la prende la mia. Veloci, Sì, Matte. Mano addosso, vedi Matte? Al centro, pronto? Non potevi, Lì si muore. Signore, si muore. Si muore. Pronto? Girate la telecamera. Pronto? La borsa. Via. Vai. Via. Stop. Vieni qua. Vieni calzando insieme. Pronto? Guarda la camera. Via. Stop. Qua. Vittorio, Giulia, Mattia. E qua. Vai. Pronti? Stop. Sì. Marci. Lì, Vittorio. Leo. Pronti? Stop. Vai. Gabri. Carlo. Vai. Vai. Pronti? Via. Via. Stop. Là. Fate voi. Fate tutti. Vai bene. Pronti? No, pronti? Pronto? Prima basta, prima lascia tutti, grazie. Stop! Tutti insieme? Tutti insieme, facciamo il finale. Vale, Alessandro. Se vuoi metti ti metto dentro la pietra. Pronti? Ma caro, Siamo? sì. Dai, 15 secondi, forza!
sinistra non c'è aia. Dai 10, acceleriamo un po', forza. Dai, veloci, via. Io non c'è idea. No. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Sto già registrando. Da quella parte, da quella parte. Dai, Leonardo e Francesco su. Andate a vedere. No, Gabri, mettiti giù da quella parte così l'ha già fatto, capito? Non per altro. No, una sedia lasciamela. Ok, guarda a sinistra e guarda a destra. Ok, Ciccio? Ce l'hai tu il tempo? Aspetta io, poi aspetta, mi siedi qua. Che Franci, siedi qua. Pronto? Via. Dai. Piazza a destra, velocità, via.
Fammi la guardia a destra. Ok? Mettiti me così, mettiti sempre di così. Guardia. Guardia. Via. Velocità, forza. Bravissimi, giù da quella parte, tranquilli, da quella parte fatte lì, in testa, Alessandro e Matteo, giù. Gabri, vai con Antonio, fatevi un po' di spettacolo, dall'altra parte. Dico, aspetta, voglio vuoto, Via. A sinistra, via, ve lo vi ricordate, Via. Sì, no, sì. Sempre qua vicino. Vai. Giorgia, sali con Gabri un po'. Sali con Gabri. Con Gabri. Vuoto, Gabri, sali come con Giorgia, fai vuoto. Fuori a destra. No, Gabri, vale. State tutti qua, ti vai dall'altra parte. Dall'altra parte dovete andare, come già fatto. Giorgi, Gabri, con Giorgio, guardiamo un po' di... Ok, vuoto, Giorgia, guarda un po' qui. Guarda. No, lì, da quella parte di te lì, Gabri e Giorgia. Vuoto, vuoto. Solo sale carte, Via. Fate poi spettacolo, via. Di là guardia, via. Di là guardia, Gabri. Vuoto ragazzi, senza contatto. Senza contatto. Giù, giù. Aspetta. Stizza Lorenzo su. Gabri, vedete con Antonio più piano, ti sto giocando troppo, da morrongiare. Stai lì, Giorgia, stai lì. Pronto? Un minuto solo, una da un minuto. Via. Piede. Ordinati.
vai con... Stop! Giù! Antonio e Giorgia? Sì, ma forse giù, Via! Piano, ancora, ripeto, giù. Dai, comincia a impare, attento. E la guardia. Sempre la parte, vai. Sì, Anto! E prendiamo Mattia dopo. Mattia, aspetta un secondo. Pronto? Piano, Lontani. Carlo. Giorgi, Giulia, è complicato, va bene? Una ne parte, Cambio, gli angoli, aspetta la guardia. Guarda a destra. Dai, Gabriele. Stop. Su, Gavi. Gabriele, sei lì? Yeah. Lauri, Carlo e Mattia. Gabri, organizzate di giacca adesso al prefinale, saliamo tutti sopra e ognuno se ne prende uno. Di quelli più deboli, No, ciao. Anzi, Gabri, salito secondo la ripresa, tu con Antonio, Alessandro con Eia. Insieme, tutti e quattro nel ring, Bene, lontani, staccatevi.
Giorgia e Vittorio. È pronto? Pronta Ticci? Via. Gabri, Gabriele, Alessandro, Giorgia, Giorgi, stai trattando troppo, piano, lo so ma non fa, ok, salite in 4 su, voi 3 e Alessandro. Angoli. Andrea, guarda a sinistra. Quella a destra. Ehi, non devi salire sopra, Caschetti, la Letizia. Tu devi salire sopra, Caschetto, dove sono? Saliti, giù dovete risalire poi, Gabriele, Giorgia, su. Tonio, su. Ciao Andre! Come stai, Ciccio? Dopo venga a salutarti bene, Non che lo devo fare? Con chi vuoi? Con che lo puoi fare? Con Alessandro. Dai. Un minuto piano, sforatevi. Sì, via. Stop. Allora saliamo tutti su. Tutti su. Ognuno si prende a uno, Su. Tutti su, dai su con i guantoni, che sta cascando. Via, veloce. No! Dai, da qua passa, io. Tanto non ti tocco. Scusi! Facciamo un po' da fermi. Un po' malato. Tanto io non ti tocco, te li porto qui. Siamo, Alessandro, faccio scendere, sono i mucchi, Dai, forza, non dovete toccare. Forza, veloce. Dove?
Forza! Tanta pazienza! Dai! Ognuno c'ha uno. Bambini grandi, ci siamo? Ognuno c'ha uno? Vieni! Sei qua che devo di prendere gambe. No, sì, senza contatto. Ma che poi ti chiama? Mettiamoci in questa linea. Buonasera a tutti. Noi siamo la prima pugilistica San Roque col settore giovanile. Abbiamo appena effettuato una mezz'ora di giochi e soprattutto di temi, che sono quelli che si richiedono durante le esibizioni. E niente, volevo fare un attimino una piccola presentazione e niente. Primo, vieni, Matteo Piglietto, fatemi un applauso. Giulia Caso, fatemi un applauso. Alessandro Fadda, fatemi un applauso. Leonardo De Montis. Carlo Meloni. Letizia De Montis. Gabriele Fadda. È appena passato col settore agonisti Antonio Vacca. Prima mi sono dimenticato, vieni Leonardo, vieni qua. Leonardo è campione sardo, la settimana scorsa eravamo a Roma per le fasi nazionali della Coppa Italia, fatemi un applauso. Vittorio Concas, applauso. Mattia Merola. Un'altra atleta che è passata col settore agonisti, Giorgia Spano. Lorenzo. Scusate l'emozione, Lorenzo Caruso, vieni. Francesco Congiu, vieni, campione sardo, anche lui è partito come la settimana scorsa a Roma per le fasi nazionali. Il più piccolino di tutti, Denis Pinna, vieni.
atleta che nel 2016 ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati italiani, Simone Palla, vieni. Un altro ragazzo passato col settore agonisti, speriamo bene, Gabriele Massa. Un altro ragazzo passato col settore agonisti, Alessandro Massa, facciamo un applauso. Solo due parole, grazie a tutti quanti i bambini per questa stagione che è stata bellissima. Oggi portiamo avanti un settore giovanile nel nostro paese con oltre 60 bambini e allo stato attuale 5 bambini che hanno appena terminato le fasi del settore giovanile stanno passando adesso col settore agonisti. Grazie di cuore a tutti, fateli un applauso perché se lo merito, e grazie al comitato e grazie al comune di Villa San Pietro. Abbiamo assistito allora alle esibizioni dei giovanissimi allievi dell'Accademia Pugilistica San Roque guidati dal maestro Andrea Casu. Complimenti, perché avere un vivaio così ampio in un paese comunque piccolo, ci ha detto una 60 di bimbi, è un risultato notevole, complimenti. Grazie, grazie di cuore. Niente, abbiamo iniziato 5 anni fa giocando con 2 soli bambini, continuiamo a giocare e abbiamo portato il settore giovanile da 2 bambini a oltre 60 bambini. E abbiamo il più piccolo allievo qui, che ti chiami? Dennis. Qual è la cosa che ti piace di più del pugilato? Giocare. Allora è tutto un gioco, perché anche il pugilato viene proposto come attività ludica, ce ne siamo accorti con le esibizioni, ci sono tutta una serie di tecniche e ovviamente non si può prescindere dal fatto di far divertire questi bambini quando salgono sul ring. Sì, tutto solo divertimento. I bambini eseguono dei temi, dei giochi che la federazione dà e devono assolutamente giocare. Poi dal gioco si passa al settore agonistico. Niente, abbiamo partecipato a 3 gare, è andata tutto bene, abbiamo 3 piccoli campioncini e la settimana scorsa siamo stati a Roma per fare le fasi nazionali della Coppa Italia Giovanile. Ecco che arrivano, venite pure, così facciamo una bella intervista, tutti girati verso la telecamera, mi raccomando, sorridete. Allora, abbiamo detto Accademia Pugilistica San Roque, quali sono i prossimi obiettivi insomma, per il vostro futuro? Lavorare sui numeri ma anche sulla qualità dell'insegnamento. Diciamo che continuare a far crescere i ragazzi. Adesso 5 ragazzi hanno terminato l'attività col settore giovanile. Adesso stanno iniziando le fasi di crescita col settore agonistico. Adesso dobbiamo mandarli via in palestra, ragazzi, sono i primi che arrivano e gli ultimi che se ne vanno, quindi quelle sono delle ottime speranze per il futuro, diciamo. Un'altra curiosità che ho: i genitori non hanno paura, tra virgolette, di mandare i loro figli a fare pugilato, perché non è visto come uno sport violento, come magari era in passato, ma come uno sport nobile, che insegna la disciplina prima di tutto e che può portare benefici per tutto il resto della vita, anche a livello di educazione sportiva. Io devo ringraziare di cuore i genitori perché sono la parte fondamentale per me, mi affiancano e mi appoggiano in ogni situazione. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.